Ben ritrovati dalla redazione. In Friuli Venezia Giulia ci sono più pro loco che comuni, 240 contro le 215 municipalità e il dato è in crescita anche nel 2025. Oltre 20.000 sono i volontari che garantiscono ogni anno 1.400 eventi, animando il territorio, difendendo le tradizioni, facendo comunità. È un mondo straordinario, un modello invidiato in tutta Italia per l'organizzazione, per la stabilità, ma soprattutto per la passione e la forza del volontariato. Sono i concetti espressi dall'assessore al turismo del Friuli Venezia Giulia, che è intervenuto a Gorizia all'Assemblea regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco Italiane Friuli Venezia Giulia. In occasione della visita del Ministro per lo Sport a Monfalcone, che ha incluso sopralluoghi presso le sedi della Canottieri Timavo, della Società Velica Oscar Kosulic e della Lega Navale Italiana, sezione di Monfalcone, è stata evidenziata la vivacità del comparto sportivo in Friuli Venezia Giulia con un focus particolare sulle discipline legate alla vela. Il territorio conta 34 circoli velici e registra un numero di posti barca per chilometro 10 volte superiore alla media nazionale. È il concetto espresso a Monfalcone dal vice governatore con delega allo sport. L'esponente della giunta regionale ha altresì evidenziato, a margine dell'iniziativa, come il Friuli Venezia Giulia continui a distinguersi a livello nazionale per capacità di investimento nel settore sportivo, posizionandosi al primo posto in Italia. Il corso Origini rappresenta un passaggio fondamentale per la crescita, sia dal punto di vista umano che professionale, per i discendenti degli emigrati dal Friuli Venezia Giulia che hanno deciso di partecipare a questo progetto, un percorso di alta formazione affrontato lontano da casa, in quella che è la terra dei loro nonni, ma che continua ad essere anche la loro casa e che la Regione vuole rimanga tale. Questo il concetto espresso dall'assessore regionale alle autonomie locali nel corso della cerimonia conclusiva del corso Origini 24 in Export Management e Sviluppo Imprenditoriale che si è tenuto al MIB School of Management a Trieste. Un filo rosa unisce il Friuli Venezia Giulia al Giro d'Italia, un legame fatto di passione, di bellezza e di storia, un legame che continua grazie a collaborazioni preziose e alla visione di uomini come Enzo Cainero e Paolo Urbani, che con la lungimiranza hanno creduto nella forza di questo evento. Sono alcuni dei concetti espressi dal vice governatore assessore allo sport del Friuli Venezia Giulia, che è intervenuto a Fiume Veneto negli spazi del Palazzetto dello Sport alla presentazione della tappa Fiume Veneto Asiago del 108° Giro d'Italia. Le previsioni meteorologiche, cielo variabile sulla nostra regione, con bassa possibilità di deboli piogge sparse sulle zone sudorientali. In giornata cielo sereno poco nuvoloso sulla costa e sulle zone orientali, bora sostenuta, forte a Trieste con possibili raffiche verso i 100 km orari. In quota sulla zona montana vento sostenuto da nord-est. Dal tardo pomeriggio venti tenderanno a indebolirsi. Temperature in deciso calo rispetto ai giorni precedenti, con minime che si raggiungeranno in serata. E allora le temperature, le minime in pianura fra 4 e 7 gradi, le massime fra 14 e 17, sulla costa minime fra 5 e 8 gradi, le massime fra 11 e 14 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.